Buongiorno a tutti, 7:59 e 54 secondi. Abbiamo in linea il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sempre puntualissimo. Allora, ieri c'è stato un momento molto importante per il bellunese. Ha inaugurato la nuova area materno-infantile dell'ospedale di Belluno, un padiglione che ospiterà diversi reparti, no, nell'anno che sta per arrivare. Insomma, per una volta ha potuto con mano dire con Zaia gli ospedali non chiudono. Io infatti ieri ho detto che mi spiace che non siano stati invitati i comitati che hanno tanto protestato. Va bene non avere fiducia del governatore, però poi quando ti rendi conto che è sbagliato non avere fiducia, magari se venivi invitato ti rendevi conto che invece di chiudere Belluno, come qualcuno andava a dire ai bellunesi, ieri abbiamo inaugurato non una ma 3 opere. Abbiamo inaugurato un'opera da 11 milioni e 400 mila euro, ovvero tutto nuovo materno infantile, pediatria, una cosa unica. Si pensa solo che la sola pediatria ha 2700 metri quadrati, quindi le donne potranno partorire in salette nelle quali hanno libertà di movimento, partorire nella posizione in cui che gradiranno, ma soprattutto anche scegliere il modo di partorire, se parto in acqua piuttosto che le altre modalità. Dall'altro la neonatologia ed infine, il secondo progetto inaugurato, tutto il reparto per altri 900.000 euro, un altro reparto aperto, quindi sempre sul fronte degli interventi fatti, un altro la medicina generale, quindi un altro ampliamento del monoblocco, ed infine 750.000 euro per il nuovo angiografo, un angiografo che è l'unico in provincia di Belluno e permette di intervenire in maniera tempestiva in caso di emergenza. Tanto per capire, Belluno avrà l'emodinamica attiva 24 ore, vuol dire che qualsiasi crisi cardiaca o importante verrà trattata direttamente a Belluno, non servirà più elicottero o ambulanza per portare nelle ore di chiusura dell'emodinamica i pazienti bellunesi in altre località. Insomma, secondo lei quindi hanno un po' strumentalizzato, no, questa questione della sanità Italia, la sanità? Un po', scusi, un po'. Sì. Ma guardi, io invito, ieri lo lancio qui oggi a Radio Cortina, ho detto al direttore generale, fate ospedali a porte aperte. Abbiamo i reparti nuovi inaugurati ieri ancora da attivare, quindi non hanno i pazienti dentro, ci entreranno nel giro di un paio di settimane o giù di lì, perché i reparti sono completati, arredati, le sale operatorie sono nuove. Ho detto fate partire l'open day, cioè gli ospedali aperti, e già dai prossimi giorni, il prossimo fine settimana, magari sentite il dottor Farronato, in maniera tale che i cittadini vanno a vedere, hanno la possibilità di entrare in sala operatoria, sì, hanno la possibilità di entrare nei reparti, le giovani coppie hanno la possibilità di vedere le sale parto e tutte le nuove tecnologie adottate, anche con le ultime filosofie di allestimento di ospedali di ostetricia, neonatologia e pediatria, per cui facciamoli vedere queste strutture, certo, perché poi è vero che rischiamo di farle vedere solo chi ha bisogno, invece io direi facciamole vedere anche i sani, no? Certo. Senta, lei poi tra l'altro è ritornato sul discorso della USL unica e azienda zero. Lei ha detto nulla cambierà, no, per i cittadini, bisogna spiegarlo questo ancora una volta. Guardate, si può essere d'accordo, si può essere contrari, ma lo si può essere politicamente, lo si può essere perché si hanno altre idee dal punto di vista organizzativo, ma andare a dire ai cittadini che ci rimetteranno loro vuol dire raccontare bugie. Cioè, faccio un esempio, l'azienda zero non è altro che un contenitore che fa le cose per tutte le ULSS. Ad esempio i pagamenti dei 60.000 euro e giù di lì dipendenti diretti della regione, perché sono 94.000 comunque le buste paga che vengono mantenute dal sistema regionale. I 60.000 diretti della regione, 60.800 se non ricordo male, o 60, insomma giù di lì, ecco, hanno una busta paga. Bene, è assurdo che abbiamo 20 realtà che fanno buste paga, facciamole fare una sola, no? Certo. Visto considerato che poi rischia di essere la stessa azienda che fa le gare d'appalto con più ULSS o con tutte le ULSS. Abbiamo 20 uffici legali, abbiamo 20 uffici acquisti. Insomma, tutte queste robe a me sembra che in tutte le famiglie venete
sarebbero frutto del ragionamento. Non capisco perché non lo posso fare nella sanità. Allora, parliamo naturalmente della sicurezza, no? Si parla di guerra, no? Su tutti i giornali. Ieri sono rimasta molto male, Presidente, perché attraverso Facebook ho letto alcuni interventi di presunti amici, i quali si meravigliavano dell'atteggiamento tenuto dai genitori di Valeria e davano loro un colore politico. E mi sono permessa di dire che al dolore non si deve dare un colore politico. No, guardi, i genitori di Valeria sono stati assolutamente eccezionali per dignità. Vero? Del messaggio che hanno voluto mandare, un Certo. messaggio di pace, di distensione e di generalizzazione. Poi ognuno vive il dolore come gli si addice, cioè nel senso che io non, guardi, di solito in queste occasioni voglio ricordare che oltre a Valeria abbiamo perso altri ragazzi giovani nei teatri di guerra, ad esempio, perché magari spesso non si ricordano questi ragazzi, Certo. ragazzi che hanno perso la vita nelle missioni di pace. Io sono andato a funerali di ragazzi di 20 anni, di una ventina d'anni. E allora io dico, davanti a queste situazioni è bene restare in doveroso silenzio, rispettoso silenzio. Magari viene mal interpretata la mia posizione, ma io penso che il dolore debba essere rispettato ed essere a disposizione dei familiari. I familiari decidono che c'è qualche iniziativa da fare, io sono a disposizione. I familiari decidono che c'è qualche attività, sono a disposizione. Però è giusto lasciare decidere i familiari rispetto a come si deve svolgere tutta questa fase, che è la fase del distacco, che è la fase anche dell'elaborazione di un lutto che è ancora che è stato precoce ed è ancora molto impresso in ognuno di noi. Oggi fra l'altro alle 11 c'è il funerale. Lo so. Allora, sì, lei ci va, no? Ci andrà, sì, sarà sì, presente. io ci va, guardi, sono andato a ricevere la salma sabato, vado oggi al funerale e poi resto a disposizione della famiglia. Certo. Ci Allora, sarà anche, peraltro, da quel che so, ci sarà Mattarella, sì, Presidente Mattarella, il Ministro Pinotti, il sottoscritto e ovviamente il Sindaco di Venezia. E poi, da quel che mi hanno detto, il Patriarca, il Rabbino, e poi immagino il Presidente della Comunità Islamica, e adesso non ho capito bene quale sarà la successione degli eventuali interventi. però insomma tutti presenti, no? Certo, A dimostrazione la presenza assolutamente sì. di tutti. Allora, prioritaria è anche la sicurezza dei cittadini, no? Lei continua a chiedere la chiusura delle frontiere e tanti controlli. Ci sono? Guardi, Ci sono o non ci guardi, sono? io non faccio parte della categoria allarmisti senza se e senza ma. Dico semplicemente che nella gestione di questa prateria possiamo cominciare a mettere dei recinti, cominciare a mettere dei controlli, oppure possiamo decidere di lasciare a chiunque una prateria inesplorata. Penso che mi scriveva ieri un cittadino veneto che è in India, mi scriveva: guardi Presidente, io condivido con lei che avere un metal detector all'ingresso delle stazioni e imbarcarsi in un treno come si fa oggi con gli aerei, perché prima dell'11 settembre ricordo che neanche negli aerei si faceva così. Sì. Devi avere un biglietto e un documento, penso che sia minimale. Questo cittadino mi dice: guarda, io lavoro in India si ha il controllo del metal detector all'ingresso degli alberghi, delle stazioni ferroviarie, cioè è una prassi che nessuno mette in discussione. Addirittura dice: quando ti imbarchi con un aereo non è che passano la valigia, te la aprono, controllano, cioè con educazione e via. Cioè, io non ci vedo nulla di scandaloso, cioè diciamo che non è che possiamo raggiungere la sicurezza totale al 100%, e questa non è una guerra convenzionale dove tu entri nel rifugio nel rifugio nel momento in cui ci sono gli attacchi aerei. Qui è una guerra del kamikaze, del disgraziato che spara contro, come è accaduto per Valeria e i ragazzi del Bataclan, contro cittadini inermi. Però da qui a pensare che non si debba fare nessun controllo, ce la vedo veramente abbastanza fantasiosa. C'è solo il tema del carnevale. Ecco, per il carnevale di Venezia tante maschere, e dietro chi c'è? Chi ci potrebbe essere? Ma io penso che Venezia ha 2 varchi d'ingresso, Piazzale Roma e stazione. I varchi si possono gestire, ovvio che non si riescono a controllare 150.000, 200.000 persone
contemporaneamente, ma controlli a campione, Mm. cani che fiutano l'esplosivo, quant'altro si possono fare. Mm. Sento, allora, insomma, dobbiamo avere la consapevolezza, insomma, di certe cautele, no? Quindi, insomma, Ma scusi, faccio una domanda a lei come la faccio a tutti sì. i cittadini che ci stanno ascoltando. Lei avrebbe qualcosa da dire se avesse un posto di blocco in un barco, che so, a Venezia, in una stazione, se le chiedono il documento prima di salire su un treno? Io immagino di no. No, assolutamente, anzi, mi sentirei più sicura. Allora, dobbiamo un po' rafforzare, no, questa vigilanza, ecco, diciamo così. Allora, Presidente, senta, visto che prima abbiamo detto l'ospedale con Zaia non chiudono, allora torniamo su un'altra questione, un'altra bella promessa, e tra poco ci sarà la firma con Arno Compace, e quindi il treno. Allora, novità? Andiamo avanti col treno delle Dolomiti, capisco le preoccupazioni che ci sono anche in questi giorni, ma le capisco fino in fondo, sa. Sì. Al di là poi di qualcuno che vuole strumentalizzare continuamente e ostinatamente politicamente ogni cosa. Guarda, ieri telefonavo in una telefonata e il mio interlocutore mi diceva ho perso la linea, il mio interlocutore mi diceva ma sì, perché a Belluno abbiamo anche dei blackout. Io ho detto no, non c'è un blackout, c'è semplicemente che sono io in galleria, cioè non si può sempre partire dal presupposto che va tutto male. Quindi ad esempio la famosa rottura di carico tanto contestata in queste ore, sì, di Belluno-Padova, la rottura di carico a Montebelluna. Sì. Guarda, io sono il primo a dire che se avessimo un Frecciarossa che parte da Belluno e arriva a Padova in un quarto d'ora, in 20 minuti, sarà la persona più felice del mondo. Primo, il Frecciarossa in quelle condizioni non riusciamo a farlo correre, cioè ovvio che faccio un esempio estremo, no? Sì. Perché comunque ha bisogno di infrastrutture diverse che lì non riusciamo a fare. Secondo, non abbiamo il Frecciarossa, non abbiamo le risorse, però la rottura di carico ci permette di fare quello che abbiamo già fatto per il Belluno-Venezia. Belluno-Venezia abbiamo fatto la rottura di carico a Conegliano, sì. Oggi garantiamo quantomeno una puntualità che sia accettabile. E qual è il problema della ferrovia? Il problema è che la ferrovia ha un treno obsoleto che dobbiamo cambiare, però se questo treno obsoleto lo facciamo andare da Belluno fino a Padova, più tardi li conosciamo già 50 minuti, 60 minuti, anche 90 minuti. Con la rottura di carico riusciamo a contenere moltissimo il tutto. Qualcuno può dire ma perché arriva in ritardo? Perché il treno è vecchio, perché comunque la ferrovia non ha poche difficoltà, la ferrovia in pendenza e in salita, perché comunque non è elettrificata e quindi stiamo cercando di capire cosa si possa fare. Il treno dei Dolomiti va in questa direzione, collegare come vogliamo fare con Arno Compace, sì, il Bellunese e quindi le nostre Dolomiti alla Valpusteria, a San Candido, a Dobbiaco, insomma tutte quelle località là, penso, e quindi inevitabilmente anche a Lienz l'Austria, sì, non è un'utopia, noi cerchiamo di lavorarci. Senta, il Soccorso Alpino le ha inviato una lettera chiedendo l'esenzione IRAP. L'ha letta? Anche lì ci stiamo lavorando, no, più che la lettera inviata, li ho incontrati, poi gli ho detto di mandarmi anche la lettera. Sì. Stiamo lavorando su molti fronti, ma guardate, do una dimensione. Investivamo 40 milioni di euro all'anno per la manutenzione delle strade. Sì. Quest'anno nella previsione c'è il rischio che mettiamo cifre intorno a 1 milionata di euro. Cioè voi capite cosa sta accadendo nel bilancio della regione. Allora, tutti quei fenomeni che parlano senza sapere, il problema non è che sei in colpa perché non sai, il problema è che parli senza sapere, cioè non si parla per niente. Cioè, allora abbiamo fatto la scelta assieme ai Veneti di non applicare le tasse, però voglio ricordare che non applicare l'addizionale IRPEF, siamo l'unica regione in Italia che non l'applica, vuol dire avere 200 milioni di euro in meno. Cioè, basta che ci capiamo. Cioè, noi stiamo raschiando il fondo del barile, stiamo puntando a tutte le economie di scala, però questi sono i numeri. Mamma mia, allora questo è anche vero, tanti tagli, no? L'altro giorno leggevo anche alla sanità, ma poi insomma alla fine vediamo che aprono nuovi reparti negli ospedali, nuovi comparti. Quindi ci fanno anche miracoli, insomma. Dai. Certo. Senta, l'agricoltura come va? L'agricoltura va bene, partiamo col piano di sviluppo rurale, quindi siamo a posto con tutta la partita, quindi siamo assolutamente a posto con i nuovi bandi. Sì, quelli mi devo scusare, ma vi devo salutare perché mi chiamano. Sì, è finita infatti, abbiamo fatto un quarto d'ora
Benissimo, grazie infinite. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, grazie.